Bentrovati cari amici per la rubrica Siciliano Doc che ritorna dopo un breve periodo di sosta. Ospitiamo quest'oggi la poetessa trapanese Palma Mineo. La poetessa Palma Mineo ha al suo attivo una sola pubblicazione di poesie in lingua siciliana dal titolo Dattoli, che risale al 2009 ed è pronta per una seconda pubblicazione. È stata premiata in tantissimi concorsi di poesia e rassegne sempre legate al mondo letterario e poetico e ha ricevuto tantissimi riconoscimenti e tantissimi premi. Ma ascoltiamo la protagonista, la sua voce, ma soprattutto ascoltiamo la sua poesia. La poesia per me è un modo per poter esprimere tutto ciò che c'è dentro e magari non riesci a comunicare con gli altri. È un pensiero, una qualcosa che vedi, che ti fa impressione e poi è un modo di sfogarsi, di dare sfogo a ciò che è dentro. Tenere tutto dentro non è bello, invece scrivendo, esprimendo le proprie opinioni è come proprio avere la libertà assoluta. E la poesia per me è tanto importante, perché specialmente sia nei momenti felici che meno felici, perché in quei momenti è proprio come se fosse una compagna, parlo da me stessa scrivendo, ma è come veramente avere un'amica a fianco. Sì, ho ricevuto tanti premi, però è bello ricevere i premi, comunque è la poesia che viene premiata e non il poeta, secondo me. È il premio che più ho gradito, quasi un po' tutti, perché tutti, però quello che più ho gradito è quello a Giovanni Meli, un anno, perché ho concorso tante volte da Giovanni Meli a Palermo e hanno dato una coppa di ceramica molto bella a forma di vaso, ed è un vaso, diciamo. Questo mi è piaciuto tantissimo, soprattutto per me è stato importante. Poi da moltissimo tempo che frequento questa associazione San Michele e mi ci trovo bene fino adesso e quindi io vado d'accordo con tutti e voglio bene a tutti, però in particolare ero molto legata a Lina Clorofilla, che adesso è ancora viva, ringraziata del Signore, però è in una casa di riposo, era molto brava, sapeva cantare, fatto i misteri, pure cantata, era molto brava. E poi eravamo molto amiche e quindi mi ricordo sempre con affetto a lei, che eravamo molto legate. Io abitavo a Torre di Lignita quando sono nata fino all'età di 25 anni e quindi amo il mare. Per me il mare è qualcosa di bello, perché affacciando alla finestra avevo sempre il mare, si può dire, ai miei piedi. E quindi ho scritto questa poesia, Coraggio di mare, dedicata al mio mare. Da me finestra, a sera e la mattina, posso tagliare sempre l'utorregno, sia quando un filo d'arco non si semina o quando a scuvalassa un leggio segno. Stanno così vicini, faccia a faccia, ne conosciamo i pregi e i difetti. Cuttia io mi confino senza impacci e tu conosci tutti i miei progetti. Che bella l'acqua tua, che sei trasparente. Sguizzano i pesci, affacciano la testa, si tavola gonzata senza i venti, e in cielo in terra a tutti i bagni e festa. Ma quando che ti annervi il tuo colore, stracancia tutto, cancia lo tuo aspetto, non scende, tu l'ammazzi con furore, niente capisci, per nudo rispetto. Cerchiando di figli, sogire e nore, sono di madre lacrime amare, tizi di sangue, primo del tuo cuore. Sì, che poi sono i coraggi di mare. La signora Palma è trapanese, è una poetessa che esprime nella sua poesia un sentimento autentico. Le sue opere sono frutto di una immediatezza, di una spontaneità che non ha eguali. La sua poesia si inserisce a pieno titolo nel filone della poesia tradizionale popolare. Cari amici, si conclude qui questa puntata di Siciliano Doc. Abbiamo così conosciuto meglio la poetessa trapanese Palma Mineo.
torniamo a vederci mercoledì prossimo con una nuova puntata di Siciliano Doc e vi invito a visitare il canale YouTube TVBN Nino Barone e a iscrivervi. Ciao a tutti!